Tra le tante testimonianze che abbiamo raccolto c'è quella del maresciallo Dettori, all'epoca dei fatti in forza alla brigata Sassari in servizio a Nassiriya. Quel giorno era proprio lì. Maresciallo Dettori, lei era a Nassiriya quel 12 novembre 2003. Che incarico aveva? Ero sottufficiale addetto all'ufficio logistico. Il mio capo ufficio era il colonnello Ruiu e il colonnello Mazzeo e il capo ufficio era il colonnello Saldi. La mattina stavo protocollando la posta e ho sentito questo botto. Ho pensato subito a un ordigno esplosivo scoppiato da loro. Nelle vicinanze. Loro quando li trovavano si facevano brillare. La vostra base quanto distava? 5 chilometri circa. Loro stavano al centro di Nassiriya, noi eravamo nel deserto. Siamo usciti fuori perché il botto era molto forte. Ho visto il colonnello Scalas che usciva. Gli avevano mandato un messaggio il ragazzo della sua scorta perché Scalas aveva mandato una rappresentanza sua, con Scalas lavorava Silvio Olla e lui aveva mandato a Silvio Olla e qualche altro, e quello che conoscevo di più era Silvio, che avevamo fatto delle missioni insieme, anche in Albania eravamo insieme. I primi giorni che sono arrivato dormivamo insieme, in attesa che andasse via la brigata Garibaldi, dormivamo proprio a fianco, in un capannone con le brandine da campo. E lui andava a correre tutte le sere e diceva: ma tu non sei sana, Gonca, vai a correre con questo caldo. C'erano 49 gradi circa e il fisico va curato, lui era un uomo terribile, fortissimo. La sera prima ho aperto l'ufficio, si è presentati un sottotenente che io non conoscevo, ci conosceva il padre di fama perché era un generale corpo d'armata. Insieme a due civili gli ho offerto un mirto, come si fa in Sardegna, si offre all'ospite, si offre qualcosa, ed era il sottotenente Ficuccello che la mattina dopo purtroppo Conosce quindi il generale Stano, come sappiamo tutti quanti è stato l'unico ad essere stato condannato. Mi dispiace molto perché tanto il generale Stano lo chiamavamo tutti Babu Mannu perché era un padre di famiglia, ci volevamo bene, tutte le sere veniva in ufficio da me perché io preparavo il caffè insieme al colonnello Saddi, bevevamo il caffè tutte le sere. Quindi io ho un ricordo bellissimo del generale. Ci ha sempre trattato bene, non ha mai fatto il generale veramente, era sempre un padre di famiglia, quindi io lo ricordo molto bene. E che purtroppo sia stato l'unico a pagare, questo mi dispiace tantissimo. Questo attentato poteva essere evitato? Probabilmente sì, se facevano le cose che abbiamo fatto noi, c'erano gli Escobar da noi e probabilmente loro... Il colonnello diceva: noi siamo abituati a lavorare in mezzo alla gente, stavano al centro della città, sapevo che rischiavano, quindi non lo so. La sera il colonnello Saddi mi disse, insieme ad altri, c'era anche il maresciallo De Montesi, il colonnello Mazzio, siamo andati a visionare il posto, a vedere che cosa era successo, il buco che ha provocato questo terribile ordigno. Io sono sceso anche sotto a vederlo ed erano un 4 metri. È stato un momento terribile. Da lì è iniziato l'oscuramento ed era un problema anche vivere. Tutte le notti erano oscurate e molte notti stavamo nel bunker. Nassiriya era una missione di pace come è stata dipinta o era una missione di guerra? Non diciamo queste cose, la nostra è una missione di pace, noi siamo andati in pace perché non siamo mai stati rancorosi nei confronti di nessuno, ci volevano tutti bene, certo, sicuramente qualche iracheno non ci voleva bene perché ogni tanto si avvicinava qualcuno alla recinzione e ci faceva il verso, però erano cose sporadiche, solitamente andavamo a aiutare le persone.